Professore Ermano, un'indagine sulle dinamiche del tessuto produttivo del Friuli Venezia Giulia, quali sono i dati salienti che emergono? Abbiamo cercato di fare un lavoro in questo progetto legato alle officine del cantiere Friuli che voleva cercare di capire come era cambiato il tessuto imprenditoriale e industriale in questa regione partendo dal periodo prima della crisi, quindi dal 2004 per arrivare al 2017. In questo percorso abbiamo osservato che il numero di imprese complessivo è calato, quindi è calato circa 12%, passando da poco più di 100.000 a 90.000. Questo di per sé potrebbe essere un segnale preoccupante perché c'è un minor numero di aziende sul territorio, ma in realtà gli indicatori economici ci fanno vedere che c'è sì un ridotto, un più basso, un più contenuto numero di aziende, ma di fatto sono più strutturate, è aumentato l'export, è aumentato il numero di dipendenti, quindi in generale il numero medio di dipendenti per azienda è aumentato e soprattutto c'è stata una ristrutturazione all'interno dei settori, perché alcuni settori, penso all'agricoltura, ha perso numericamente un buon numero di aziende, ma ha aumentato nella sua quota di capacità di produrre reddito, così come anche la manifattura. E quindi di fatto osserviamo un processo di concentrazione e di arricchimento del tessuto industriale. Inoltre sono nati in questo lungo percorso sono emersi diversi nuovi settori che hanno preso molto piede, soprattutto per esempio penso al settore della ristorazione e del turismo, piuttosto che al settore del benessere o settori culturali e in generale tutto quel mondo di servizi cosiddetti knowledge intensive, quindi quei servizi a supporto delle imprese più strutturate, per esempio della manifattura.